ora in onda Potere al Popolo. Ciao Semi, in modo così a livello discorsivo, no? Allora, con questa cacchio di guerra in Iran, che è diventata una guerra di tutto il Medio Oriente ormai, che non si sa quando avrà una fine e sta danneggiando tutti, è una guerra che gli italiani hanno messo sotto Trump, secondo me, per dargli cioè, è una guerra veramente vergognosa dal punto di vista umano e disastro ecologico. Comunque, qualcuno ha detto anche in altre occasioni che tanto quella gente lì, i musulmani, tu li ammazzi tutti, ma la loro fede è talmente forte che non puoi cambiare un regime bombardandolo, distruggendolo. Guarda l'Afghanistan, hanno fatto un massacro, sono stati lì anni, poi a un certo punto sono scappati, hanno fatto ammazzare tutti quelli che sono rimasti. Cioè, è veramente, Trump sta veramente esagerando, cioè, qua non ci siamo. A livello mondiale si sta innescando qualcosa di pericoloso, anche gli stessi cinesi cominciano a incazzarsi, cioè bisogna che il nostro governo, Salvini fa bene, che ci mettiamo un po' di traverso in queste cose qua. Cominciamo a dire che non va bene, ma chiaro e tondo in questo modo. Cioè, gli ebrei sono stati vittime dei nazisti, ma ora loro stanno facendo 1000 volte il peso dei nazisti, stanno distruggendo il mondo, quindi ragazzi è un casino. È veramente una brutta faccenda, Sammy, guarda, veramente brutta. Speriamo che il buon Dio nostro ci dia una mano, perché sennò qua finisce male. Ciao, grazie dell'ascolto. Ciao. Assolutamente, sono io che ringrazio te, caro Battista di Genova. Speriamo, però ho voluto far ascoltare il tuo messaggio, perché molto spesso i nostri ascoltatori sono molto avanti, qualche cosa dalla Lega hanno preso, no? Un imprinting ce l'hanno o ce l'hanno dato loro fin dall'inizio, e quello che dicono è molto avanti. Ancora il buongiorno, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, in diretta nazionale dagli studi di Via Bellerio 41 a Milano, il fortino della Lega. La diretta su Repubblica. Gli Stati Uniti sapevano dell'attacco agli impianti, dice Israele. Trump valuta l'invio di migliaia di soldati. Vediamo come parte invece il sito del Corriere della Sera. Trump all'Iran: non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo. Drone su una raffineria in Kuwait. Ed è proprio, insomma, quello di cui stiamo parlando quest'oggi. Adesso si comincia a sparare sugli impianti di gas, petrolio, eccetera, in modo che quello sconto che quando mai partirà, mi pare che ci sia qualcuno che ancora non ha aggiornato il listino. È possibile questa cosa? Ditemi che non è vero. Semmai questi sconti proposti e portati avanti con un decreto dal governo partiranno, il rischio è che tra qualche settimana vai alla pompa e la pompa non pompa. Ma bando alle ciance, c'è il Qui Parlamento, ci fermiamo qualche minuto perché c'è Giorgia Andreuzza e poi silenzio, arriva una bella canzone di Alessandra Latino. Qui Parlamento. Oltre che dal conflitto russo-ucraino e delle criticità nello stretto di Hormuz, stanno producendo effetti rilevanti sull'incremento dei prezzi del carburante e dell'energia. Gli aumenti del prezzo del petrolio, del gas e dei carburanti si stanno manifestando con pesanti ricadute immediate sui costi di produzione e sui trasporti. Penso in particolare al settore della logistica, a molte attività produttive, il settore agricolo, la pesca, che dipendono direttamente dal costo dell'energia e del carburante e che inevitabilmente trasferiscono questi aumenti lungo tutta la filiera, con conseguenti ricadute sul costo della vita. In questo scenario diventa fondamentale intervenire tempestivamente per mitigare l'impatto economico su famiglie e imprese, anche con la riduzione delle accise nei prossimi mesi. Per questo le chiedo se il Governo intende attivare meccanismi di sconto o azzeramento delle accise sui carburanti o quali altre misure di contenimento degli oneri sulle bollette. Grazie. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, un grazie agli interroganti. In relazione a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti, come Governo abbiamo rafforzato sin da subito i meccanismi di vigilanza sui prezzi per limitare le conseguenze economiche della crisi in Iran e nel Golfo Persico. Abbiamo rafforzato il monitoraggio
della struttura, in questo caso del MIMIT, Mister Prezzi, su tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione, per impedire che le tensioni in Medio Oriente diventino un pretesto per speculazioni o rincari ingiustificati, e predisposto un immediato piano operativo di intervento della Guardia di Finanza. Inoltre, l'autorità di regolazione per energie e reti, l'ARERA, ha annunciato di aver attivato una nuova unità di vigilanza energetica, con il compito di controllare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità. L'unità avrà il compito di analizzare l'evoluzione dei prezzi, valutare gli effetti sulle tariffe applicate ai clienti finali e fornire, in questo caso al Governo, Parlamento e istituzioni, elementi tecnici e di analisi. In più, sono in corso valutazioni da parte del Ministero dell'Economia e del MIMIT per attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023, compatibilmente naturalmente con la realtà, lo scenario attuale. Sul tema del caro energia, in ogni caso, sono urgenti misure di carattere europeo. È particolarmente necessaria una rimodulazione anche temporanea del meccanismo di tassazione del carbonio, i cosiddetti ETS, sulla produzione di energia, in attesa di una rapida e più ampia revisione del meccanismo per affrontare anche i temi delle quote gratuite, della volatilità delle tariffe ETS, nonché dell'interazione del meccanismo ETS con le regole del mercato elettrico europeo. Un discorso molto tecnico, molto complicato, ma che pesa tantissimo sulle nostre bollette. Solo un taglio dei costi energetici e un miglioramento del funzionamento del mercato interno possono davvero garantire alle imprese europee quella competitività necessaria a sopravvivere alle sfide globali del nostro tempo. Quindi è questione nazionale, ma è questione anche europea. Grazie. Si valuta il meccanismo delle accise mobili, ha detto il Ministro. La deputata Andreuzza, prego. Ministro, la ringrazio per la risposta articolata ed esaustiva. La situazione che stiamo osservando sui mercati energetici conferma quanto sia importante mantenere alta l'attenzione su questo tema, che incide direttamente sulla sicurezza economica del nostro Paese. Si stanno già verificando gli effetti negativi concreti sull'andamento delle materie prime energetiche e sui prezzi dei carburanti. In un sistema economico come quello del nostro Paese, fortemente manufatturiero ed esportatore, questi aumenti rischiano di propagarsi rapidamente lungo tutta la filiera produttiva. Come ho già detto, il settore dell'autotrasporto, la logistica, l'agricoltura, la pesca e della distribuzione rappresentano l'ossatura della nostra economia, e quando aumentano i costi dei carburanti, l'aumento inevitabilmente si trasferisce nelle merci, e questo si riflette sui prezzi dei beni con effetti diretti sul costo della vita delle famiglie. Apprezziamo l'intervento immediato del Governo, che ha attivato tutte le misure di controllo per la verifica di speculazioni ingiustificate, e siamo certi che il Governo saprà mettere in campo con la massima attenzione tutte le misure necessarie per tutelare famiglie e imprese, anche intervenendo, se necessario, con la riduzione delle accise come proposto dalla Lega. Allo stesso tempo, però, come gruppo Lega chiediamo che anche l'Europa faccia pienamente la propria parte, dimostrando maggiore consapevolezza rispetto alle difficoltà che stiamo affrontando sul fronte energetico, e sospenda tutte quelle misure che da tempo segnaliamo che stanno mettendo fuori mercato importanti settori strategici del nostro Paese. Ministro, in un contesto internazionale così instabile, la capacità di proteggere il nostro sistema produttivo, il lavoro, il potere di acquisto delle famiglie è oggi una priorità fondamentale, e per questo da parte del gruppo della Lega ci sarà il massimo supporto per attivare le misure necessarie a tutela di famiglie, imprese e della nostra economia. Grazie. Grazie a lei. Grazie, lei che illustra replica Andreuzza. Signor Ministro, il perdurare dell'instabilità geopolitica internazionale aggravata dalle tensioni. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Si ama coi cuori distrutti, passa acqua dentro ai vetri rotti, come il vento consuma le dune,
una candela tende la sua fine. Ad ogni cuore che trema come Catrina gli rimane una crepa. Tra le macerie di seta cerca un piano di scorta. Come in questa notte tutto si fa chiaro. Ci fosse un modo per tornare a casa, ma senza ossa rotte, che non sono in grado di restare a guardarti. Scende amore dagli occhi, ma non sono i tuoi. Viaggiatori su ali di cera, brucia Icaro e la sua testa dura. Ad ogni cuore che trema come Catrina gli rimane una crepa. Sapessi cosa ci serve, un'emozione in affitto. Come in questa notte tutto si fa chiaro. Ci fosse un modo per tornare a casa, ma senza ossa rotte, che non sono in grado di restare a guardarti. Scende amore dagli occhi, ma non sono i tuoi. Tutte le stelle che abbiamo contato ora vivono in cieli distanti. Anche il buio non fa più paura. Come in questa notte tutto si fa chiaro. Ci fosse un modo per tornare a casa, ma senza ossa rotte, che non sono in grado di restare a guardarti. Scende amore dagli occhi, ma non sono i tuoi. Non si ama quei cuori distrutti, raccolgo i pezzi, faccio da sola. È tutto da ascoltare e tutto da scoprire. Il nuovo album di Alessandra Latino, tra i top 10 nella classifica indipendenti, molto molto in alto. Beh, senti, io a questo punto la cerco, la chiamo, vogliamo conoscerla meglio. Ce l'abbiamo, Alessandra! Ciao, Ciao. come stai? Va bene, va bene. Oh, ti abbiamo fatto uscire dall'aula. Dove sei? Cosa stai facendo? Racconta. Dai, sono lezioni, sono sbattuta oggi tra lezioni in conservatorio e lezioni all'università, quindi oggi proprio Brava, un brava. mix. Brava, cultura importante, però vedi come fanno i veri artisti. Allora, da una parte conservatorio, dall'altra parte università, e quindi portare avanti due passioni belle, e poi vediamo in futuro quale delle due trionferà e avrà più spazio. Intanto ti stiamo scoprendo Alessandra Latino da Montalto Uffugo. Si dice Uffugo, è Montavutu, è in dialetto, ok? Montavo, siamo in Calabria, in provincia di Cosenza, signori. Qui salutiamo Corretto. i tanti calabresi che ci seguono, ma ne abbiamo anche qua in post-produzione di calabresi, vai tranquillo. Dai. Alessandra, allora, cosa ci puoi dire di te? Io ti sto scoprendo perché effettivamente la tua musica piace, me ne accorgo subito. Quando trasmetto un tuo pezzo, gli ascoltatori cominciano a mandarci tutte le icone. Che bello. E questa è una cosettina dolce, vuol dire che Bellissimo. recepiscono. Grazie. C'è una canzone che è un po' capostipite del tuo nuovo album, Oltre Ade. E che cosa vuoi dire in questo pezzo? Cuore emotivo e narrativo dell'intero progetto, leggo nella presentazione del tuo album. E che cosa contiene questo album? Allora,
l'album si chiama Oltreade, però anche diciamo il brano che un po' lo anticipa, che il primissimo brano è un po' la chiave di lettura di tutto l'album, anche il brano si chiama Oltreade. Diciamo io ho creato questo posto, cioè non è una cosa che esiste, Oltreade, me la sono immaginata perché diciamo l'album in generale e più particolarmente questo brano hanno proprio diciamo l'intento di andare ad esplorare tutte le mie paure, però con l'idea di attraversarle, cioè di non rimanerci ancorata. Anche questo diciamo perché io ho capito che è proprio quando ti trovi diciamo con le tasche vuote, quando sembra diciamo che non hai più niente da perdere, è lì che trovi il coraggio per guardare avanti e continuare a camminare. Quindi Oltreade in realtà vuol dire questo, cioè quando ci troviamo nei momenti più bui, che a noi sembrano essere quelli più bui, diciamo è lì che poi nasce la consapevolezza del fatto che nasce sempre un'alba oltreade, quindi oltre questo nostro inferno interiore. Diciamo, più o meno vuol dire questo, e poi diciamo ogni brano che sta dentro l'album è nasce un po' da una mia ferita, se così vogliamo chiamarla. Che poi sono anche le nostre ferite, quelli che sono i nostri problemi che ci hanno turbato nel corso della vita. Bella la figura di questo desiderio di uscire dal buio e quindi di avere coraggio di attraversare il buio. Guarda che anche psicologicamente è una cosa difficile. Quando ci troviamo al buio, fin da piccoli, ma ancora oggi, se ci troviamo di fronte al buio di colpo, siamo impauriti. Cavolo. È vero. È un rischio. È vero. È un rischio, Però quindi... poi, sì, è un rischio, però ecco, l'idea è questa, di imparare ad attraversarlo, perché comunque c'è sempre una luce, capito? Fuori da questi momenti bui. Inevitabilmente deve esserci. Vero, la dobbiamo cercare, ragazzi, alzarci nonostante il buio, piano piano, passare dal buio alla luce. Alessandra Latino, danza dai 3 anni, pianoforte dai 5 anni, cioè tu proprio hai cominciato presto. Sì. Sì, è vero, infatti guarda, ogni volta mi chiedono ma come nasce questa tua passione, da cosa nasce? Io rispondo non lo so perché io i primi ricordi della mia infanzia, io già facevo questo, cioè non c'è un ricordo, capito, in cui io già non facessi ad esempio canto, non suonassi il pianoforte o non andassi a danza, e quindi diciamo sono diventate diciamo delle cose che adesso io non voglio dire faccio per abitudine, perché abitudine è un termine brutto, però proprio per quotidianità. Cioè per me, capito, è un'azione quotidiana, magari mettermi a suonare al pianoforte piuttosto che cantare, piuttosto che andare a danza. Adesso sono anche un insegnante di hip hop, quindi è un po' come, non lo so, alzarsi, fare colazione. Io capito, è devo normale. svegliarmi per forza un momento nella mia giornata in cui faccio questo. Ora fai benissimo e te l'ho detto, poi parallelamente fai la cosa più, tra virgolette, seria, che è studiare in università. Cosa stai studiando? Giurisprudenza, Vedi. una cosa leggerina, così. Più serio di così, direi che siamo proprio in argomento, no? E quindi ti dai da fare per capire qualche cosa in più tra leggi, mica leggi, e poi cercare di applicarle nel modo giusto. Signori, questo è il sogno degli artisti indipendenti, e proprio perché sono indipendenti portano avanti una bellissima passione che è la musica e il canto, e molto spesso ce la raccontano in maniera più genuina rispetto ai soliti cantanti che siamo obbligati ad ascoltare sulle grosse e grasse radio. Alessandra Latino, il suo mini LP Oltreade lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, su YouTube, spunta qualche video, però prima di salutarti salutiamo anche la tua squadra, perché ti sei avvalsa di nomi anche importanti per costruire questo album. È vero? È vero, sì, diciamo intanto dobbiamo ringraziare sia io che tutto il mio team Nuove Maie, che diciamo ha contribuito alla realizzazione di quest'album, quindi noi siamo contenti anche del fatto che Nuove Maie abbia creduto in questo progetto. E cavolo.
E poi sì, ovviamente tutta la mia squadra, la Ioseba Publishing, il mio produttore Gianni Testa, tutte le persone che hanno lavorato a quest'album, Luca Napolitano, Arturo De Biasi, e soprattutto Giovanni Segreti Bruno, che è il mio coautore di quasi tutti i brani che sono nell'album. Ormai io e Giovanni, diciamo, siamo una persona sola, cioè ci troviamo in studio e già capiamo dal nostro umore che cosa ne uscirà fuori. Bello. Bello, guarda che sono cose importanti rispetto a quello che si sta portando avanti adesso con l'intelligenza artificiale, che sì, serve in tanti campi, però attenzione, il rischio che mi dicono... È uno strumento. Esatto. È uno strumento che dobbiamo saper usare, non ci deve sostituire, ecco. È quello, la paura è quella. Gli input giusti, allora lui ti sa indirizzare, ti sa perfezionare una cosa, però non può farlo al posto nostro perché non avrà mai la stessa valenza, credo io. È quello, la stessa sensibilità è impossibile da trovare. Poi il bello di voi indipendenti è che ci mettete tanto di vostro nella musica, nella canzone, vi piace, non vi piace, la cancellate, la rifate, la remixate, eccetera. E questo è il bello di essere indipendenti e finché lo si può bisogna rimanerlo. Grazie davvero. Alessandra Latino, quando passi da Milano ricordati di noi, ci passiamo a bere un caffè, ok? Ma certo, con piacere. Grazie, ciao Alessandra, alla prossima. Ciao. Alessandra Latino, avete sentito, da Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, Montavutu. Sto guardando i prezzi delle pompe. Con Kainarca avete parlato di pompe. Qualcuno scrive che non rimarranno tra poco che le pompe funebri. Allegher, intanto però, giustamente come fate con Sammy Varin, anche con Giulio avete spedito un po' di foto dei prezzi alle pompe. A Genova, distributore Esso, addirittura aumentata rispetto a 2 giorni fa. Fa vedere, facciamo prendere uno spaventone agli ascoltatori: 2,226 signori il gasolio, 1,966 la benzina, ma non è così da tutte le parti. Allora, in attesa, pare che non sia stato aggiornato ufficialmente da qualcuno il listino prezzi, mi pare incredibile, signori, io non ci posso credere, però mi dice Kainarca che è così. Ci arrivano i vostri WhatsApp. In Corso Milano a Verona invece il diesel è sceso 1,949, signori. Vabbè che la pompa si chiama Al Risparmio, però cacchiolina, la Super 1,689. Cioè ragazzi, tutti quanti, se mi seguite, a Verona in Corso Milano, e ci andrei anch'io di corsa, magari essere a Verona. Il diesel 1,949, la Super 1,689. Se avete di meglio, whatsappatemi al 340 6709 659. Chiaramente, ripetiamo, il decreto c'è stato, è in vigore, ora bisogna aggiornare il listino e c'è qualcuno che forse appunto non l'ha aggiornato, ma pare qualcuno un po' in alto che ecco, ok. Qui Lecco, sullo sfondo la bellissima Grignetta, eccolo qua, siamo 2,069 e potrebbe anche essere stato abbassato questo prezzo. Io ripeto, sempre c'ho il 2,5 sulla Milano Varese, sempre ben presente, ma tra poco ci ripasso, al ritorno vi faccio sapere, è vero? Agrate, diesel 2,219, benzina 1,869 e ripeto, quello che dobbiamo cercare di fare è scendere sotto i 2 euro. Ce la faremo e come? Segui la Lega, ce la facciamo? Dai, 2 minuti, segui la Lega, dai, una sveltina con Segui la Lega, dai. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Naturalmente pancia a terra in queste ultime ore di sì al referendum per la giustizia. Si vota domenica e lunedì. Guarda che bella questa foto, ti piace? Dai, è tutta roba da mangiare,
sono mele e arance. Ragazzi, vi saluta il ristorante Il Quadrifoglio di Carcare in provincia di Savona, il nostro ascoltatore Marco che gestisce tutto quanto, mi rifame solo a pensarci. Grazie Marco, e grazie naturalmente a tutti voi che mi avete promesso, me lo avete promesso, che rimanderete a pioggia il messaggino che vi ho inviato in queste ore con il video della canzoncina per il sì al referendum. Se qualcuno di voi ancora non l'ha ricevuta, whatsappatemi al 340 6709 659 con scritto "lo voglio", il video, e noi ve lo mandiamo nel corso della giornata. Le ragioni del sì, se ne parla oggi, giovedì 19 marzo alle 18:30, con il contributo della senatrice Giulia Bongiorno e dell'onorevole Simonetta Matone, con la partecipazione dell'avvocato Cilio, presidente delle Camere Penali della Liguria, e altri avvocati. Coordina Edoardo Rixi, signori. Ci si trova oggi pomeriggio alle 18:30 all'hotel Genova Centro a Genova, in via Martin Piaggio numero 11. Voi ritardatari che ancora non sapete come comportarvi, c'è tempo, sì, ma neanche poi tanto, siamo ormai addirittura di arrivo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate questa sera anche a Spirano, in provincia di Bergamo, al Pala Spirà, con prima di tutto i festeggiamenti per le elezioni provinciali. Ha vinto Gianfranco Gafforelli del centrodestra, e poi si parla chiaramente di una giustizia giusta per tutti, la chiusura della campagna elettorale oggi giovedì 19 marzo alle 20:30 a Spirano in provincia di Bergamo, e potete immaginare ci saranno i big della Lega e non soltanto. Domani, venerdì alle 18, si chiude la campagna elettorale anche a Rovigo, e si chiude anche quella di Alberto Di Ruba della Lega, che è tra quelli che si candidano per contribuire in Parlamento a quella che è la vita più tosta, più potente di uno che ha vissuto sulla propria pelle il problema del sì o del no alla giustizia. Lo conosciamo, è il tesoriere della Lega. Venerdì 20 marzo, ore 18, Rovigo Fiere Censere, viale Porta Adige numero 45. Tutti gli altri appuntamenti, anche quelli TV, su legaonline.it. Mi fanno cenno che me ne devo andare? Va bene, me ne vado, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.